e vediamo appunto allora questa seconda partenza. Vediamo tutto vada per il verso giusto. Questo è lo schieramento: Stella di Azzurra, uno del Duomo, Shomar, vicino Mac, Tina Turner, Victor Ferm. In prima fila Demos Racing, Vernissage Griff, Uragano 3B, Venanzo Jet. In seconda fila mentre c'è Stella di Azzurra che ha qualche problemino in fase di lancio, dove sono veloci invece Shomar, e all'esterno anche Tina Turner che attacca vicino Mac, a sua volta svelto, cerca di superare Stella di Azzurra che proverà a rientrare con il sopraggiungere della corda, cosa che succede, ma Tina Turner insiste, va all'attacco di Shomar che guida dopo i primi 200 metri in 13,4, Shomar leader, Tina Turner all'esterno, vediamo se si adegua o se insiste, ma pensiamo si adegui al lato di Stella di Azzurra, così è infatti dopo 300 metri di gara, non insiste più di tanto Gasparello Verde, il quarto se ne va in 27,7 comunque, c'è stata spesa notevole per Shomar e a questo punto c'è la terza corsia di Victor Ferm che non perde tempo per portarsi sulla pariglia di testa, a largo sui primi c'è già Uragano 3B, se ne vanno i 600 intanto in 42,5, scintille in partenza, ora Shomar cerca di difendere la posizione contro vicino Mac che si è portato all'esterno con Victor Fermi in terza ruota, Uragano 3B che segue, poi Vernissage Griff, gli altri 56,4 addirittura il passaggio agli 800, andatura violentissima, chilometro in 1,11,2 con vicino Mac che insiste all'esterno di Shomar e la terza ruota di Victor Ferma alla corda Stella di Azzurra. Cavalli ormai al paletto dei 400 finali con vicino Mac che insiste ancora su Shomar e sta passando in vantaggio, ma deve vedersela con Victor Ferm che attacca. Victor Fermi in terza corsia da quasi 800 metri, insiste ancora. C'è Uragano 3B, ha contatto l'errore intanto di vicino Mac. Shomar entra con Victor Fermi in vantaggio, Victor Ferm nel finale vince per distacco, Victor Ferm e Santo Mollo, secondo posto per Vernissage Griff, al terzo è Demos Racing, 1:11,5 il ragguaglio conclusivo, non c'è record ma la corsa è stata davvero entusiasmante con il successo meritatissimo di Victor Ferm e Santo Mollo, il training di Mauro Baroncini, la quota di 19,17 al totalizzatore per una corsa davvero strepitosa, terza ruota in pista piccola per 1 chilometro, Victor Ferm è al top della condizione e vince la sua terza corsa consecutiva dopo le 2 prove francesi di 3 mesi fa. Andiamo a rivedere il successo nettissimo per Victor Ferm, il secondo posto per Vernissage Griff e il terzo per Demos Racing. Più indietro finisce Uragano 3B e Venanzo Jet, mentre ha sbagliato vicino Mac, ricordiamo, sulla curva conclusiva, quando si era liberato di Shomar, si stava liberando di Shomar che in testa ha dovuto fare gli straordinari, cedendo poi all'ingresso addirittura d'arrivo. Rivediamo nuovamente il successo per Victor Ferm e Santino Mollo. Vittoria nettissima, Vernissage Griff finisce bene al secondo, Demos Racing è terzo. È tutto per questo Gran Premio della Repubblica 2019, 1:11,5 per il vincitore, meritatissimo il successo. Santo Mollo, assegno.